Torreglia, alla mia destra gelateria budineria mitica e davanti di me la fontana avvolta dalle rose. A mia destra la chiesa, centro di Torreglia. Luvigliano, andiamo, località di Torreglia. Fa termine al centro di Torreglia, la SP98 Vallerega. A me piace tanto questa strada. Abbiamo la veduta di Colli Ugani, entrambi i lati, poi con Sali Sendi, molto bella. Stiamo entrando a Luvigliano, località di Torreglia. Alla mia sinistra è la salita del Pirio, spaventosa, che l'ho fatta tante volte. Qua troviamo il monumento ai caduti di Luvigliano, agli alpini e la villa che vi ho fatto vedere l'altro giorno, Vescovi.
P98 stiamo percorrendo. Vallarega.
termina Tre Ponti, comune di Teolo, Tre Ponti. Panoramica dei Colli Ugani. Villa, comune di Teolo. Villa, località di Teolo. Qua termina Villa.
Teolo.
queste sono le rampe di Monte Grande. E da quella parte che ho fatto adesso sono molto morbide, invece l'ho fatta l'altro giorno parte di qua, sono 3 volte più dure, anche il 12%. Abbiamo un po' di ombra nel bosco e il sole è caldo, eh sì, 32 gradi, e oggi sono andato via alle 2 che mia moglie lavorava il pomeriggio. La mattina ho voluto stare assieme a lei, però non erano i 38 gradi che c'erano 3-4 giorni prima, 32 è un'altra cosa. Sempre caldo e al sole. Guardate che fila di olivi alla mia destra meravigliosi e i vigneti alla mia sinistra. Guardate gli olivi e i vigneti. Che meraviglia! Guardate anche qui a sinistra e a destra olivi e i vigneti, che meraviglia! Adesso abbiamo lo stop e noi giriamo a sinistra. La mia destra olivi ancora, avete visto? C'è una rampa qui, c'è un rapporto di strada, però dai, la faccio lo stesso, perché ho dovuto fermarmi perché arrivava su una macchina e allora sono partito da zero. C'è un rapporto di strada. Guardate che panorama, alla mia destra, so se la telecamera riesce a tirare giù un po'. Vi saluto dalla chiesa di Bastia, giù dalla discesa. Stiamo entrando sotto il territorio di Rovolon, città del vino. Rovolon. Rovolon, città del vino, qui fanno anche la festa della birra con delle orchestre, delle ballolissime, meravigliose. Vedete gli olivi alla mia destra? Che meraviglia!
vedete Monte Grande e alla mia sinistra Monte Madonna. Vedete Monte Grande con le antenne, stiamo entrando città di Rovolon. La mia sinistra Monte Grande, ristorante mitico, si mangia benissimo, è il top di Colli Ugani, ristorante Monte Grande, appena che entrate a Rovolon, in centro. Adesso avete il campanile a torre. Chiesa, questa discesa meravigliosa. Guardate che panorama che si apre, un cielo limpido. Guardate qui che panorama anche da qua, ancora più bello. Vedete, si vede tutta la dorsale berica che ho fatto ieri. Guardate la dorsale berica che ho fatto ieri, come che si vede bene da qua. Io l'ho presa Barbarano Mossano e sono arrivato a Vicenza, alla cattedrale di Monte Berico, che stavano facendo la messa, vi ho fatto vedere appena dentro, che meraviglia! Siamo davanti al Cacciatore, il ristorante mitico, si mangia benissimo, Cacciatore. Fanno matrimoni, cresime, comunioni, feste private. Ristorante al Cacciatore, Rovolon, appena giù dal centro un po'. Adesso la prossima settimana andrò via verso la fine settimana se riesco, perché devo andare in Croazia per i denti, fare il controllo. Starò via 4 giorni, vado via domani alle 10:30, però dopo aprono lunedì, martedì, mercoledì, penso il giovedì vengo a casa.
Abbiamo un facciapiano, vedete i vigneti alla mia sinistra, alla mia destra abbiamo delle abitazioni. Bastia di Rovolon, località di Rovolon, Bastia. Dai che vi saluto dalla chiesa, dal comune. Ecco, entriamo in centro, alla mia sinistra la pasticceria Zancan a Bastia. Abbiamo il comune e il monumento ai caduti, vedete? Degli alpini. È il comune, il municipio di Bastia di Rovolon. Fa sempre il monumento. Vedete il monumento? Caduti per gli alpini. Qua abbiamo il campanile, vedete? Con la panoramica di colli e la chiesa Beata Maria i Vergini. Questa è la chiesa. E qua abbiamo la canonica, vedete? Gli ulivi. E io vi saluto da qua, dai. Mettiamo all'ombra, beviamo un goccio.
Il modo è calda, calda. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite, col cuore, come io vado in bici, facendovi vedere queste riprese meravigliose. Come oggi, pomeriggio, sono andato via alle 2 col caldo, sto giro, perché mia moglie lavora pomeriggio. E ieri invece sono andato via alle 6 del mattino, vi ho fatto vedere la dorsale berica, stupendo quel giro, più di 100 km. Oggi avremo fatto una sessantina. Vi mando un abbraccio forte, 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 con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, tutti voi super speciali numeri 1, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grazie, grazie di tutto. Adesso saluto dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori, da Verona, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. E a te Francesco di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei fantastico. Sono fiero, orgoglioso, cosa unica, di avere un grande amico come te Francesco. Grazie, grazie ancora di tutto. Francesco Marchiori da Verona, un grande. Ciao Francesco! Adesso saluto Davis Conselvan da Alessandria, di famiglia di origine veneta, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Conselvan da Alessandria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici. Lui ha la passione della bici da corsa come me nel sangue. Grande, grande, ti auguro tante belle uscite, hai delle bici spettacolari, belle. E grazie ancora per seguirmi. Sei un grande amico. Sono fiero, orgoglioso di avere un grande amico come te Davis. Grazie, grazie di tutto. Adesso saluto Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile. Un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te Durva di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto un altro amico sempre da San Paolo del Brasile, che non mi ricordo il nome, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Questo grande amico che ho visto che mi segue da San Paolo del Brasile sempre, come Durval. Adesso saluto Massimo che mi segue, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande Massimo, sono fiero, orgoglioso, cosa unica di averti come un grande amico. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono il mitico maestro Pietro Galassi con tutta la sua orchestra numero 1. Saluto Pietro dalla Spezia Liguria con tutta l'orchestra numero 1, tutta la famiglia, da Giulia, Enea, il bambino, e il grande maestro Pietro Galassi, e la mia amica Angela Birba col suo compagno. Siete una coppia meravigliosa. Vi saluto, grazie a te Angela di seguirmi sempre nelle mie riprese. Sono orgoglioso, fiero di te Angela, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Angela ancora, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Pietro numero 1, grande Angela Birba, una grande donna, un bacio. Adesso saluto Tonio, Mirka da Monselice, Ilaria Scaffali, Davide, Antonio Dottor da Scaffati, il grande Walter che mi ha regalato una bottiglia di vino meravigliosa. Con tutto il mio cuore un grande grazie di seguirmi, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Saluto anche il mitico Giuliano Calore, io sono il suo assistente, il re del ciclismo estremo, le sue imprese eroiche, impossibili, senza manubri e freni, ha incantato il mondo
detentore di 13 Guinness World Record, nato nel 1938 a Padova, il re del ciclismo estremo. Saluto anche tutta la sua famiglia, i figli da Marco, le figlie, i nipotini e ancora tutti voi amici appassionati che mi seguite, anche Andrea. Ne ho tanti, mi dimentico sempre qualcuno. Con tutto il mio cuore, tutti voi, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e un grande bacio di seguirmi. Adesso riparto, fa caldo, però siamo sempre forti. Beviamo un goccio, poi ripartiamo. Ormai l'acqua si è scaldata, calda. Anche oggi 32 gradi, 33, però dai, rispetto ai 38 che c'erano 3-4 giorni prima, si vive adesso un po' meno, cosa dice signore? Meno umidità, un po' di aria, vero? E anche meno gradi, era dura ciò prima. Infatti oggi sono partito con 31 gradi e di pomeriggio vedo che sopporto bene, prima era impossibile proprio. Siamo a Bastia di Rovolon, adesso partiamo. Vedete, estate e musica a Rovolon, 42esima festa della birra, dal 17 al 27 luglio. Vedete sempre il monumento ai caduti col municipio. Termina Bastia, il centro. Siamo sotto il territorio di Rovolon. Dai, vi ho fatto vedere Teolo, Meraviglia, i Colli Ugani e Rovolon, città del vino. I Colli Ugani, patrimonio dell'UNESCO, da me ripresi in bici. Per tutti voi, amici appassionati, super speciali numeri 1, vi voglio bene, siete la mia gioia di vivere, le mie uscite dedicate per tutti voi.
scordatevi che sto fermo la settimana prossima, forse a fine settimana riuscirò ad andare via, perché devo andare in Croazia per il controllo dei denti, va bene? Che è messa male la strada su quel punto qui. Stiamo entrando a Cervarese e Santa Croce e termina Rovolon. Terminato il territorio di Rovolon, siamo entrati in quello di Cervarese e Santa Croce. Stiamo entrando a Fossona, frazione di Cervarese e Santa Croce. Qui c'è l'agriturismo Il Bosco, immerso nel verde, si mangia benissimo, e anche il ristorante Nonna Lui. Molto bello anche il ristorante Nonna Lui. Vediamo questa rotonda. Vedete, meravigliosa. Alla mia destra è la chiesa Fossona.
mia destra le cantine Ravini, il top dei vini di Colli Ugani. C'hanno un rabosello fantastico. Adesso abbiamo sole fino a Padova. Sì.
direzione di Saccolongo. Siamo sotto il territorio di Saccolongo. Saccolongo siamo entrati.
Stiamo entrando sotto il territorio città di Sant'Arzano dentro. Qua siamo in località Ferriole, fanno anche la fiera.
Carola.
destra l'aeroporto militare. Vedete? Vedete? Un aereo in moto. Guardate che meraviglia. E un altro anche di là. Non so se si è fermato o va in volo. Vediamo. Uno l'abbiamo qui in fondo lì. Guardate che meraviglia. Niente in moto. Però dai, andiamo. Volevo vedere se partiva. Uno l'abbiamo anche qui, vedete? L'aeroporto militare. O privato. Eccolo, eccolo uno. Guardate che meraviglia. Vedete? Vi faccio vedere l'atterraggio. Guardate che meraviglia. Ho visto anche l'aereo in moto, che spettacolo, avete visto? Eccolo qua, che bello, eh? Guardate che meraviglia. Che bello, eh? Sono stato anche fortunato, dai, vederlo atterrare. Bello, bello, dai. Vedete? Ecco, ecco, parte. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Vediamo se parte. Mi ha anche salutato. Ah, si ferma là. Si ferma là, dai. Guardate che meraviglia. Bello, bello, andiamo, dai. Beviamo un goccio. Vediamo se parte. Quelli sono sesi, sono privati questi qua, occhio, non militari. Vedete qua che sono smontati dall'aereo, privati sono, penso, sì. Che bello, eh?
Adesso forse parte. Non sta scarburando. Vediamo se parte. Sta ancora registrando? Ma non parte, dai, andiamo, dai. Sono stufato. Se c'è a vederlo partire. Andiamo, dai, non lo so. Guardate che sta scarburandolo. Andiamo, dai. Bello, eh? Sì. Vediamo qua, si vede poco o niente qua. Pensavo sempre che andasse, che partiva, ma non parte.
Bellissima questa strada alberata, ci porterà alla chiesa di Padre Leopoldo Fatto Santo, fraticello dai miracoli. Che vi protegga tutti voi amici appassionati che mi seguite con le vostre famiglie. Padre Leopoldo, fraticello Fatto Santo. Ci troviamo a Padova. Entriamo qua noi, la pista ciclabile. Questa è la chiesa delle suore che aiutano con la Caritas le persone in difficoltà. E questa è la chiesa di Padre Leopoldo Fatto Santo, lo vedete qui, guardate che meraviglia. Ogni anno festeggiano, vedete, il 12 maggio, la festa di Padre Leopoldo Fatto Santo. Ci troviamo a Padova. Qua la vediamo in bronzo, fraticello, guardate, che meraviglia. C'è anche il sole. Ci mettiamo un attimo qua, che disturba il sole. Eccolo qui, vedete? Questa è la chiesa. Vedete il mosaico, Padre Leopoldo, quello che posso farvi vedere, di più non si può. Qua abbiamo la croce, vedete, silenzio di preghiera, e questo è il mosaico di Padre Leopoldo, vedete? Bello, dai, di più che così non si può. E qua potete acquistare, vedete? Così non posso farvi vedere. Questa è la basilica, vediamo se riesco a farvi vedere un pochino. Si può. Guardate che meraviglia. Vedete che meraviglia. Vediamo se riesco a mettere un po' all'ombra, che vi saluto, perché qua c'è, dai che vi metto qua, sì, che vi saluto tutti a questa chiesa di Padre San Leopoldo Fatto Santo. Tutti voi amici appassionati che mi seguite col cuore, come io faccio, vedere queste riprese panoramiche meravigliose. Siamo a Padova, alla chiesa di Padre San Leopoldo Fatto Santo. Tutti voi amici appassionati che mi seguite con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere. Voi con tutte le vostre famiglie, e grazie a voi di seguirmi. Siete super speciali numeri uno. Grazie con tutto il mio cuore. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Un grande amico, una grande persona, Francesco Marchiori da Verona,
con tutta la famiglia, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere. E te Francesco di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, in tutte, chi sei in bici, chi sei in montagna, chi sei con l'orchestra italiana. Sei fantastico, sono fiero e orgoglioso di te Francesco, grazie ancora di esistere, dal primo d'ora è nato. Francesco Marchiori da Verona, un grande, te saluto Davis Consalvan da Alessandria, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi in tutte le mie riprese panoramiche in bici. Davis Consalvan da Alessandria, di famiglia di origine veneta, Cavaltere, con tutta la tua famiglia ancora, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Davis Consalvan da Alessandria, un grande. Ciao Davis, un grande abbraccio dal primo Renato e grazie di tutto. Adesso saluto Massimo e Anni che mi segue. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche in bici. Ciao Massimo, sei un grande. Adesso saluto Curva Tavare da San Paolo del Brasile. Un amico, una persona grande. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto l'altro mio amico da San Paolo del Brasile, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi. Adesso saluto Walter da Treviso, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa Walter, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono nella musica da ballo il mitico maestro Pietro Galassi, con il suo orchestra numero 1. Saluto Pietro dalla Liguria, dalla Spezia, tutta la sua famiglia, il mitico maestro Pietro Galassi, la Giulia e Inea, il suo figlio, e tutta l'orchestra numero 1, Pietro Galassi numero 1. E ancora Angela Birba con il suo compagno, siete una coppia meravigliosa. Grazie Angela per seguirmi, sei fantastica, sono orgoglioso e grazie di tutto, di seguirmi ancora. Adesso saluto Mirka da Monselice, Mauro Tonio, Ilaria Scaffalli, il mitico Giuliano Calore, il re del ciclismo estremo, le sue imprese impossibili eroiche, adesso va su per 89 anni del 38. Saluto tutta la sua famiglia, i figli Marco, le figlie, i nipotini e ancora Giuliano Calore, che sono il suo assistente. E Antonio anche da Verona, un grande abbraccio. E tutto il liceo scientifico di Padova e Fermi, siamo venuti anni fa, con Giuliano che vi ha stupito. Grazie ancora a te Giuliano per quello che ci hai regalato e tutti voi amici appassionati del dottore Antonio Scaffati. E tutti voi, siete in tantissimi, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere con le vostre famiglie meravigliose e di seguirmi. Tutti voi super speciali numeri 1 della chiesa di Padre Leopoldo, fatto santo. Festeggino il 12 maggio la festa. Ciao a tutti, vediamo un goccio e ripartiamo. L'acqua è calda, calda. Va bene dai. Noi passiamo le strisce pedonali qua, insieme con i signori, e passiamo di là. Noi dobbiamo andare a fare sottopassaggio qui. Prendiamo sta via, facciamo la pista ciclabile.
Così vi ho salutato anche dalla chiesa del fraticello Padre Leopoldo, un fatto santo, il fraticello dei miracoli. Anche oggi è una giornata meravigliosa, vedete neanche una nuvola, però oggi sono andato via alle 2 del pomeriggio, fa caldo, però tutto un altro caldo rispetto a 3-4 giorni fa che era 38 gradi, un'afa incredibile. C'è anche un po' di arietta, dai. Sì. Guardate qua, all'ombra, si sta bene anche. È caldo, però dai, si può vivere adesso. Attenzione, grazie. Passiamo di là e facciamo la rotonda e passiamo davanti alla questura adesso di Padova. Eccola qui, la questura di Padova, alla mia sinistra. Caserma Pietro Ilardi, polizia, vedete, parto mobile di Padova. Di ombra ci vuole ogni tanto, questo caldo qui. Però è un caldo, dai, sopportabile questo qui.